Siamo col presidente Francesco Staibano del Cottini Servizi Assicurativi, ultimi 3 punti della stagione perché la prossima partita sarà con i Pumas, quindi saranno 3 punti a tavolino. Ti chiedo innanzitutto chi vorresti evitare al terribile inferno dei playout? È una bella battaglia, comunque chi capita capita e Mister Jeff magari un po' più da evita, il resto chi viene siamo pronti, anche perché veniamo da troppe sconfitte, a volte anche immeritate, quindi siamo pronti anche a ripartire e soprattutto a rimanere in questa Serie A perché penso che abbiamo fatto un ottimo campionato a parte le ultime partite, non ci meritiamo questa zona, dai. Quello che ha colpito è stato l'andamento stagionale del Cottini, veniate da 7 vittorie dopo 7 sconfitte, secondo te perché c'è questo intervallo di risultati netti senza neanche magari un pareggio di mezzo? Beh, noi siamo una squadra che giochiamo sempre per vincere, anche pure quello è vero. Poi i casi, le partite, magari delle assenze che ci sono state, magari a volte ti trovavi pure in 8 a fare la partita. Adesso diciamo il gruppo si è un po' ricreato, e siamo compatti, a parte le ultime 2 partite che abbiamo, sulle 3 partite che abbiamo incontrato Cotton e Checco, che sono 2 squadre che comunque ce la siamo giocata. Il resto diremo pure la nostra anche qui, anche se potevamo finirla oggi, diciamo. In caso di salvezza, propositi per la nuova stagione? Punteremo più in alto sicuramente. Grazie mille. Grazie a voi.